Benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è giovedì 14 gennaio. Luigi Guglielmi che vi guida tra le principali notizie sui quotidiani che riguardano soprattutto la provincia di Belluno. Come sempre analizzeremo, vedremo cosa c'è sul Gazzettino e sul Corriere delle Alpi. Però i giornali oggi non hanno fatto in tempo, i giornali di carta non hanno fatto in tempo a dare una notizia molto importante, e cioè che il Consiglio dei Ministri, mentre ieri sera si sanciva la crisi di governo, di cui poi vedremo, perché Renzi alla fine ha fatto saltare il tavolo, per cui siamo ufficialmente in crisi. Bene, il Consiglio dei Ministri, pur in questa situazione drammatica e finale, insomma, ha approvato un nuovo DPCM. Ci sono le nuove regole, quelle che erano attese, sono state approvate ieri sera e sui giornali di carta però non c'è traccia dell'approvazione. Quindi vi leggo direttamente dal Corriere della Sera online, cioè la versione in internet, perché ancora sul cartaceo non c'è, ripeto, le notizie che riguardano il nuovo DPCM, che penso ci interessino alla fine più di tutto, no? Perché sono quelle che regolano la nostra vita, anche se è chiaro che la nostra attenzione non può che essere grave, grande e preoccupata per quello che succede al governo con appunto questa nuova mossa di Renzi che ancora una volta scompiglia un po' il quadro. Nuovo decreto dal 16 gennaio, dice il Corriere della Sera, altri 2 mesi di restrizioni, vietato raggiungere le seconde case fuori regioni. 2 mesi di restrizioni. Allora, il testo: spostamenti vietati tra le regioni, visite agli amici soltanto in 2 e una volta al giorno, misure restrittive per le regioni con rischio alto. Il governo approva il nuovo decreto per contrastare i contagi da Covid-19. Il Consiglio dei Ministri, convocato mercoledì sera alle 21:30 in piena crisi politica, ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare direttamente in fascia arancione le regioni che hanno un livello alto di rischio. Ricordiamoci che il Veneto è già arancione in questa fase, è un arancione aggravato, diciamo, cioè reso più pesante dalle scelte di Luca Zaia, che ha imposto la chiusura delle scuole superiori in presenza. Le scuole vanno avanti con la didattica a distanza, le superiori, fino al 31 gennaio, quindi noi Veneto siamo già in una situazione che si prefigura nel decreto come qualcosa di abbastanza pesante, no? Le nuove norme, dice l'articolo del Corriere della Sera, saranno in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, quindi qua si fa un lungo balzo temporale, perché queste nuove norme approvate ieri sera ci accompagneranno appunto fino al 5 marzo, quindi vuol dire tutto questo mese, tutto il mese prossimo di febbraio. Il governo decide dunque la stretta perché, come ha chiarito Speranza in Parlamento, quindi il Ministro della Sanità, virgolette, dovremo continuare a convivere con la circolazione del virus fino a quando le vaccinazioni non avranno un forte effetto epidemiologico. Non dobbiamo farci nessuna illusione, ha detto il ministro Speranza ieri in Parlamento. Mercoledì è stata superata la quota di 800.000 dosi somministrate, arrivando al 44,6 del personale sanitario, quindi ormai quasi la metà del personale sanitario è stata vaccinata. Questo è un elemento importantissimo, perché sappiamo che tra gli elementi di sofferenza della nostra sanità, oltre all'occupazione dei posti letto, c'è stata da parte dei malati Covid c'è stata il grande peso sugli operatori sanitari che il virus ha comportato, con tantissima gente a casa, molti morti anche tra gli operatori della sanità, e questo ha senz'altro contribuito a rendere più pesante il bilancio di questi mesi. Se avremo una sanità almeno operativa e attiva al 100%, con i medici e gli infermieri, gli OS vaccinati, capite che sarà un vantaggio per tutti. Andiamo avanti con l'articolo del Corriere della Sera per capire meglio quali sono nel concreto le restrizioni. Allora, nel decreto è stabilito che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, quindi fino al 5 marzo non si può andare in una regione diversa dal Veneto. O province autonome, insomma regioni o province autonome, non si può uscire dal Veneto, e gli altri non possono uscire dalle loro regioni, salvi
salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. C'è anche lo studio per cui gli universitari dovrebbero potersi spostare. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il divieto vale anche per le regioni che si trovano in fascia gialla, quindi anche chi è nella condizione, diciamo, migliore non può uscire dai propri confini regionali. Rischio alto in arancione. Allora, il governo decide di ampliare la possibilità di far scattare l'ingresso nelle fasce che prevedono restrizioni e nuovi divieti. Secondo i parametri attuali, si entra in fascia arancione con un RT pari a 1 e in fascia rossa con un RT pari a 1,5. L'avevamo visto l'altro giorno, evidentemente è stata abbandonata l'ipotesi suggerita dall'Istituto Superiore di Sanità di considerare il numero di nuovi positivi in una settimana sui 100.000 abitanti. Si è però deciso che vanno in arancione secondo la medesima procedura e in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi anche le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto. Quindi in questo caso scatta la chiusura di bar e di ristoranti e il divieto di uscire dal proprio comune. Sono aperti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Avete capito? Sulle seconde case, che tantissime persone anche da noi hanno, perché magari c'è la casa dei nonni in montagna, per tutto il periodo di durata del decreto è vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti in una regione in fascia arancione, è vietato andare nella seconda casa fuori comune. L'unica deroga riguarda motivi di urgenza, ad esempio la riparazione di un guasto oppure per recuperare oggetti o materiali indispensabili. Lo spostamento non deve trasformarsi in un trasferimento, dunque deve avere la durata necessaria a risolvere il problema. Dunque, stando a queste anticipazioni del Corriere della Sera, vi ripeto, se si è in una regione in fascia arancione, e il Veneto lo è vietato andare nella seconda casa fuori comune. Vuol dire che chi risiede a Belluno non può raggiungere la propria casa se non per motivi di necessità, perché c'è qualcosa che si rompe a casa, perché è necessario un intervento, se questa seconda casa non è dentro il confine comunale. Per limitare gli incontri è stato stabilito di prorogare la norma che era stata approvata in vista delle festività natalizie e dunque in ambito regionale, vuol dire dentro il Veneto per essere chiari, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le 5 e 22 e nei limiti di due persone. Cioè durante il giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, sui quali tale persona esercita una potestà genitoriale, e alle persone disabili non autosufficienti conviventi. Insomma, se si vuole andare a trovare lo zio, la nonna, il fratello, si può andarci solo in due, portandosi dietro eventualmente un figlio minore e ci si può andare solo in due. Se si fa visita al fratello non si può poi andare a far visita anche al nonno, perché si può fare solo una visita al giorno. Sono le regole che avevamo a Natale, questo fino al 5 marzo. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Ecco, questa è la situazione della gran parte della provincia di Belluno. Nei comuni più piccoli di 5.000 abitanti, cioè a parte Belluno, Feltre, Sedico e qualcos'altro, ma poco altro, ci si può spostare da un comune all'altro per una distanza non superiore a 30 km dal relativo comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Facciamo un esempio: abitate alla Valle Agordina, volete scendere ad Agordo perché non trovate alla valle qualche servizio, qualche negozio, qualcosa che vi occorre, bene, potete farlo perché la valle ha meno di 5.000 abitanti. Non potete però scendere a Belluno perché il capoluogo è vietato. Ci sono anche già i criteri per la fascia bianca, alla fine sono stati individuati, ma noi nemmeno li diciamo perché insomma sono
sono irraggiungibili per noi Veneto, insomma, credo che nessuna regione finirà in fascia bianca, perché però è anche giusto che il governo abbia individuato quale potrebbe essere un orizzonte, insomma, di maggiore tranquillità verso il quale tendere per cercare di, come si dice, di sentirsi fuori, insomma, dalla situazione della pandemia. Allora, adesso finalmente, dopo questa lunga presentazione che vi ho fatto del nuovo DPCM, ripeto, nuovo DPCM che è stato approvato ieri sera, veniamo finalmente ai giornali locali e partiamo oggi vabbè, ero sul Corriere delle Alpi, vi mostro il titolone, riguarda appunto la crisi di governo, Renzi ritira le ministre e apre la crisi di governo, ma stiamo sul Gazzettino perché mi è piaciuto di più come ha semplificato, insomma, nei titoli, nei riassunti, la situazione in corso, non solo relativa al governo, perché noi andiamo avanti ovviamente. Renzi strappa, Conte tratta, questo è il titolone sul primo, ci interessano altri titoli, per esempio questo, per esempio Veneto, rischio alto, ma ricoveri e contagi in calo da 13 giorni. La regione dovrebbe rimanere in fascia arancione, quindi non scivolare in rossa, però arancione, quindi con quelle limitazioni più forti di cui vi dicevo prima. Record di tamponi e di test rapidi. Veneto in fascia arancione, immagino tra le 12 realtà considerate a rischio alto in Italia, a prescindere dalle 2 settimane di calo registrate dall'inizio dell'anno, afferma il presidente Zaia. L'andamento di ingressi e di missioni si sta invertendo sia in terapia intensiva che in area non critica, c'è un minor carico rispetto a fine dicembre, sempre parole di Zaia. In Veneto 2.176.678 test rapidi e 3.500.000 tamponi molecolari. Sono vicende che colpiscono, accade nel nostro nord-est, il papà e i 2 fratelli, il caso della famiglia straziata dal Covid, 3 contagiati nella stessa famiglia, uno è morto, gravi gli altri, ecco, può succedere anche questo. Treviso, post contro il vescovo ha rilanciato le parole del Papa, il vescovo vaccinatevi, è scattata la furia no vax, povero vescovo, si è ritrovato vittima delle persone, lasciatemi dire, ignoranti, perché purtroppo chi si schiera dalla parte dei Novax, adesso non parlo di questo vaccino perché questo vaccino lascia anche dei legittimi dubbi, per esempio ieri abbiamo fatto un articolo sull'Amico del Popolo, avete visto, online, in cui illustravamo il foglietto di informazioni che viene distribuito insieme a questo vaccino. Giustamente il produttore evidenzia la realtà, e cioè che la sperimentazione breve non ha consentito, per esempio, di verificare se possano esserci danni a lungo termine. I rischi dovrebbero essere molto contenuti, però va detto, ecco, purtroppo però l'opposizione tout court, insomma, a prescindere contro i vaccini, è una posizione veramente che non sta né in cielo né in terra, visto che sono stati i vaccini sicuramente ad aumentare la salute in generale dell'umanità e a debellare malattie importantissime. Avremmo anche solo per l'influenza, ogni anno avremmo una schiera di morti se non ci fossero i vaccini. Questa è la realtà. Mattarella sul governo, fate in fretta, il premier adesso tratta Renzi, ministre, via, e quindi c'è la crisi. C'è questo articolo di cui vi leggo il titolo, ma sarebbe interessante andare a vedere, perché il Gazzettino, che non è proprio all'opposto come schieramento politico, insomma, se si può dire così, come simpatia politica, insomma, è più verso Zaia che no, verso la Lega, insomma, che no, a sorpresa Zaia si smarca da Salvini, votare adesso sarebbe traumatico e tragico, quindi una posizione che il giornale considera sorprendente, insomma, il Gazzettino, perché evidenzia, insomma, questa nuova, perché non è la prima volta, insomma, differenza di visione tra Luca Zaia e il capo del suo partito a livello nazionale. Leggo solo l'inizio: l'ipotesi delle urne per superare la crisi remota, lo scenario di una campagna elettorale in piena pandemia, traumatico
anzi di più, tragico. A parlare è un leghista, non certo uno qualsiasi, qual è Luca Zaia, nel giorno in cui il segretario Matteo Salvini ricompatta il centrodestra attorno alla prospettiva superpolitica del voto, definendolo senza mezzi termini la via maestra, in assenza delle dimissioni del premier Giuseppe Conte e della fiducia da parte del Parlamento, il governatore del Veneto ribadisce invece l'approccio iperistituzionale del suo terzo mandato, secondo uno stile che ancora una volta sembra confermare il filo diretto con il presidente Sergio Mattarella. Ecco, questa è la valutazione che oggi c'è sul Gazzettino, così com'è, io ve l'ho letta. Il compromesso di Conte, dimissioni per avere il TER, cioè il terzo mandato di governo, il primo, ricordate, era stato con la Lega e i 5 Stelle, il secondo Lega PD più Renzi. Ricordiamoci che Renzi si ritrova in questo governo pur avendo lo 0, di peso politico in Italia, perché è entrato nel governo con due ministre che adesso ha fatto dimettere, è entrato nel governo quando ancora era PD, quando ancora Renzi era nel PD, cioè le sue ministre erano un'ala del PD, poi si è tirato fuori, i voti hanno anche dimostrato, il voto della popolazione ha mostrato. Sì, è vero, per le regionali, quindi non a livello politico nazionale, ma insomma ha mostrato qual è probabilmente il peso del suo partito, eppure le ministre del PD sono diventate ministre di Renzi, quindi Renzi con lo 0, ripeto, probabile alle elezioni, riesce a tenere in scacco il governo e a compiere un gesto che anche i suoi ex colleghi di partito, come il presidente del Lazio, il segretario generale, hanno definito un gesto di assoluta irresponsabilità per l'Italia. Del Rio, Marcucci, Crimi, un ministero a ogni big per blindare la legislatura. Si guarda avanti, insomma, linea dura del centrodestra, il premier si dimetta subito o blocchiamo il Parlamento, patto con tutti i partiti, Grillo, nemesi dei grillini, eccetera, eccetera. Noi andiamo avanti saltando questa parte che purtroppo è importantissima, ma dobbiamo andare avanti a vedere il resto e vedere come si evolverà via nei prossimi giorni. In calo i casi in Veneto, torniamo al coronavirus, ma il rischio resta ancora alto, sarà in fascia arancione. Zaia, definitivamente escluso il criterio automatico per far scattare la zona rossa, era quello dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, che avrebbe fatto andare il Veneto direttissimo dentro la fascia rossa. Zaia è riuscito a evitarlo. L'andamento di ricoveri e di missioni si è invertito, ma anche ieri si sono registrati nel Veneto 47 morti. Non sono i 100 che avevamo pochi giorni fa, meno male, però sono ancora tantissimi. La dichiarazione di Zaia su quel criterio che dicevo prima, l'indicatore del numero di positivi ogni 100.000 abitanti, è sbagliato. È ovvio che chi fa più tamponi trova più contagiati. Vabbè, però se ci sono vuol dire che la situazione è grave, quindi non capisco veramente la natura di questo ragionamento di Zaia. Capisco la protesta dei ristoratori, ha detto, sono al loro fianco, chiedo solo che sia rispettosa delle regole sanitarie. Flor, il super mega direttore della sanità veneta, facciamo più molecolari di tutti, seguiamo il ministero, non i sindacati. Ecco, una posizione così espressa che ha anche molto di politico, no? Per questo tipo di valutazione. Lo strano calo dei tamponi, meno 20%, ci manca il personale per farli, netta diminuzione degli esami rispetto a dicembre, spesso sostituiti dai test rapidi. Questo riguarda il dato nazionale. Lo sappiamo che molto del personale, molto del poco personale che c'è nella sanità viene impiegato adesso per l'esecuzione dei vaccini, e questo alleggerisce probabilmente l'apporto rispetto alle pratiche, insomma, solite di tampone, che vuol dire poi tracciamento, eccetera. È vero che in molte situazioni il trattamento ormai è sfuggito di controllo, quindi è meglio piuttosto fare vaccini, ma insomma bisognerà riprendere in mano queste cose. Stretta per mezza Italia, ma il pasticcio di PCM spacca in due il weekend. Il Gazzettino ancora non sapeva quando hanno chiuso ieri sera, perché titola in arrivo il testo, e invece in arrivo no, è arrivato, e ve l'ho letto prima ancora leggendo dal Corriere della Sera online. Qui si parla di Venezia, appunto, fratello, sorella e papà, il Ministero della Famiglia nella morsa del Covid, era quel lancio che vedevamo prima.
Mozione contro Donazzani in aula grazie alla Lega è bufera con Fratelli d'Italia. Sapete che la Donazzani è scivolata diciamo così, e in radio si è messa, ha accettato l'invito a cantare Faccetta Nera. Lei che è di Fratelli d'Italia, insomma, è chiaro che certe cose andrebbero evitate. Zaia le ha imposto di scusarsi. Liga Veneta, il piano di Stefani, direttorio a 10 con dentro Elisa De Berti, vicepresidente. Andiamo avanti, mai nessuno come Trump, sia al secondo impeachment, questo è il nazionale, anzi l'internazionale, di cui leggiamo solo il titolo per andare a vedere altre notizie invece che riguardano la provincia di Belluno. E adesso ci siamo, oggi mi viene da scorrere il giornale, facciamo così perché sennò vi viene il mal di testa se ci guardate insomma scorrendo il giornale dall'alto al basso, invece sfogliamo le pagine come di solito facciamo. I medici anziani discriminati, questa è una dichiarazione gravissima che viene dai medici della provincia di Belluno. Il titolone, come vedete, è il titolone di apertura della pagina di Belluno del Gazzettino di oggi. L'ULSS è partita per prima in Veneto con i vaccini a chi ha più di 80 anni, ma alcuni dottori hanno attaccato questa scelta, lettera e ordine e ULSS, lettera all'ordine e all'ULSS, iniziativa giusta, ma non ci hanno informati, sono stati creati pazienti di serie A e di serie B. Altri titoli su questa pagina: Livina Longo, sci alpinista di 27 anni, è scomparso sul Pordoi. Altri titoli: Longarone, esclusa perché musulmana, li denuncio. Titolone sulla fotografia centrale: Feltre, il cambio di allenatore non basta, riguarda lo sport. La rivolta dei bar, restiamo aperti per non morire, 50 adesioni alla campagna, hashtag io apro l'ASCOM, giusto il motivo, non il metodo. Ci sono state adesioni anche sorprendenti, perché insomma non solo singoli bar, insomma è una cosa che un po' fa riflettere. Le cifre insomma, fa riflettere perché fa pensare che non si sia capito ancora veramente il rischio che è legato al mancato rispetto delle misure anti-Covid. C'è gente che ancora non ha capito, ancora la prende sotto gamba. Qui non voglio dire l'opinione mia, ma ribadisco quello che abbiamo detto prima di Luca Zaia, insomma, che ha ribadito: capisco i ristoratori, sono dalla loro parte, però bisogna rispettare le norme anti-Covid, perché col Covid non si scherza. L'articolo firmato Loredana Marsiglia, che poi a pagina 3 viene anticipato così: una cinquantina i bar della provincia che aderiscono all'iniziativa hashtag io apro 1501, partita da Firenze. L'organizzazione ha il cuore nel feltrino, ma l'interesse ha mobilitato anche parte dell'Agordino. Non possiamo morire di fare, di fame, sarà, dice una delle organizzazioni organizzatrici. Apriremo il 15, 16, 17 gennaio nel rispetto di tutte le regole anti-Covid e del coprifuoco. L'iniziativa non avrà però l'appoggio dell'ASCOM, cioè dei commercianti a cui i baristi sono mediamente iscritti. La presidente FIPE, Rosanna Roma, condivide il merito ma non il metodo. Parcheggi stangata per i residenti da 100 a 250 euro. Questo riguarda le tariffe degli abbonamenti in comune di Belluno. Belluno, nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, 5 emergenze maltempo in un mese. In un mese dal suo arrivo ha già affrontato 5 emergenze maltempo. Il nuovo comandante provinciale, ingegnere Antonio Del Gallo, in un mese ha gestito 600 interventi. E spiega: il Covid non risparmia nessuno, neanche i vigili del fuoco, abbiamo dovuto gestire anche le assenze per quarantena, come è logico che sia, visto appunto questa seconda ondata che non lascia di sicuro molto scampo, no? Vaccini per gli anziani, una discriminazione, durissima presa di posizione dei medici di base dopo l'iniziativa di Cavarzano: no a pazienti di serie A e di serie B, garantire uguale accesso alle cure per tutti. E c'è la buona notizia che è giunta anche un po' a sorpresa anche per lui stesso, riguarda Marco Perale, il nostro ex collega dell'Amico del Popolo, dimesso l'assessore Marco Perale. Marco non aveva mai fatto mistero della sua situazione piuttosto grave di malattia che lo ha costretto al ricovero al San Martino, alla somministrazione di ossigeno, eccetera. Poi l'altro ieri, credo, il primo tampone negativo, confermato successivamente il miglioramento delle situazioni, e ieri la bellissima notizia che è tornato a casa, insomma.
insomma, ecco, però può raccontare, può, e lo sta già facendo, insomma, che cosa significa essere malati seriamente di Covid. Da alcune fiale Pfizer estraiamo 7 dosi di siero, sono le spiegazioni tecniche che Davide Piolla ha raccolto sentendo il responsabile nostro bellunese dell'Ursuno della prevenzione, il dottor Sandro Cinquetti, la proposta dei baristi pronti a riaprire, ma l'Ascom si dissocia, abbiamo detto prima, andiamo avanti con queste pagine del locale, emergenze e nuova caserma, il comandante vince la sfida, c'è la foto grande che vi mostra qual è il volto del nuovo comandante del Gallo, capo provinciale dei nostri vigili del fuoco di Belluno, le nomine del soccorso alpino tra veterani e nuove entrate. Il rincaro dei parcheggi, passiamo a Feltre, disturbi dell'apprendimento, i numeri sono da record, 260 nuovi casi, ieri avete visto la notizia nel dettaglio, se ci seguite anche su www.amicodelpopolo.it, perché il comune di Feltre con il finanziamento della Fondazione Cari Verona ha messo in piedi un progetto per arrivare anche in tempi di pandemia, da isolamento, arrivare alle persone che hanno difficoltà di apprendimento e come? Utilizzando soprattutto le tecnologie informatiche verso le quali questi ragazzi sembrano più favoriti, insomma, tecnologie informatiche di cui ormai tutti dobbiamo servirci. No? Centro civico nell'ex scuole, paese meno solo, parliamo di Quero Vas, oggi l'ultimo saluto alla professoressa Antonella di Incau, sono notizie che riguardano il territorio di Sovramonte. Poi c'è su Alano di Piave, varianti verdi, 60 giorni di tempo per fare domanda all'ufficio urbanistica del comune. La notizia di cui vi dicevamo all'inizio, sci alpinista sparito sul Pordoi, ore di ricerca da terra e cielo. Perde il posto per il velo, ora presento denuncia Assia Belagi che come sappiamo, insomma, questa cittadina algerina che è venuta a stare da noi, che ha la famiglia qui, che è molto attiva sul fronte del dialogo interreligioso e soprattutto contro le discriminazioni anche razziali, ha deciso di ricorrere al tribunale, ma è giusto fare così. La Proloco pensa ai bambini, un lecca-lecca con il tampone, accade a Borgo Valbelluna, a Scuola Nuova si tenta l'inaugurazione, tutto questo si riferisce a Chies dal Pago. Addio a Don Maurizio, queste sono le notizie che mandano così in lutto, nel dolore, un'intera vallata, ma non solo, perché poi i nostri preti girano per il nostro territorio, sono presenti dappertutto e quindi insomma si fanno amare un po' dappertutto. È morto Don Maurizio Doriguzzi Bozzo, ieri pomeriggio si è spento nella sua casa di Danta di Cadore. Il funerale sarà sabato alle ore 10. Anche qui esprimiamo il nostro dolore, il nostro dispiacere ai parenti, ma anche alle comunità, insomma, che hanno potuto conoscere e avere vicino questo sacerdote. Auronzo, città europea dello sport, sarà un programma ricco, le strade dei mondiali sono intasate di neve, tornano a casa per Arolo gli sfollati, ma resta l'incognita sulla tenuta della frana, ne abbiamo parlato tante volte, purtroppo perché quello è un problema veramente grave da risolvere. Corriere delle Alpi, la prima pagina ve l'avevo già mostrata prima, Renzi ritira le ministre e apre la crisi di governo, andiamo avanti a vedere velocemente, eccolo qui, vi dicevo prima della posizione del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che dice rischiamo di trascinarci 14 giorni, per colpa sua salta il decreto ristori. Ecco, questa è una cosa gravissima, se è vero che la possibilità di rifondere in qualche modo dai danni del Covid le persone che hanno delle attività economiche, di fatto insomma se salta questo nuovo decreto ristori per colpa di questo, salta, slitta di una settimana o due, insomma, per colpa di questa crisi avviata dall'ex Presidente del Consiglio Renzi, capite bene che la responsabilità politica è veramente, politica, ma direi più generale, etica, insomma, è veramente grave.
come si diceva, dimissioni subito, ma il centrodestra si spacca sulle elezioni e abbiamo visto che anche all'interno della Lega, Zaia Salvini, le posizioni sono diverse. Il Veneto incassa i soldi per la TAV, ma non un euro al metro regionale. La linea Brescia-Venezia, Verona-Brennero tra le priorità. Confindustria studia il dossier riconversione idrogeno. Noi abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Leggiamo il titolo sul Covid. La curva Covid è in calo da 2 settimane riguardo al Veneto, noi ne siamo felicissimi, ma il Veneto resterà arancione a rischio alto per i motivi che abbiamo detto prima. Andiamo avanti velocemente. Il Bellunese attende 80 milioni per quanto riguarda i ristori e torniamo al punto che dicevamo prima. No? Volevo arrivare alla prima pagina di Belluno, eccoci qua. Il titolone riguarda anche qui l'insediamento di Del Gallo che ha incontrato i giornalisti, vigili del fuoco. De Gallo debutta in una provincia sepolta dalla neve, questa è la situazione. Allora io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, se vi piace questa rassegna il like vostro ci fa piacere, vediamo chi siete, chi ci avete seguiti, se volete commentare cerchiamo di stare sui vostri commenti, condivideteci anche. Buona giornata, mi raccomando, cerchiamo di essere sereni e ottimisti perché comunque ce n'è motivo. Grazie, ciao, ciao a tutti.